Aeroporto Canova, la polemica continua. I comuni di Quinto e Zero Branco sono sulle barricate e contestano i piani di ampliamento dello scalo. I danni alle abitazioni sulla rotta di decollo e atterraggio sono cosa ormai nota, con tanto di risarcimento ottenuto da un residente. Ma a preoccupare i cittadini sono anche le eventuali ripercussioni sulla salute provocate dall'inquinamento prodotto dagli aerei. La società di gestione dell'aeroporto va avanti per la sua strada, se ne frega altamente di quelle che sono le autorizzazioni e continua a sforare il numero dei voli. Per questo, in accordo con il collega di Zero Branco, abbiamo fatto una richiesta all'USL di un'indagine epidemiologica. Se ne parla da anni, ora il Consiglio Comunale di Quinto, seguito a ruota da Zero Branco, ha chiesto ufficialmente all'ULSS di portare avanti un'indagine epidemiologica. Il lavoro sarà sicuramente lungo e difficile. Il Canova non è l'unica fonte inquinante dei due paesi attraversati dal traffico della Noalese, ma le amministrazioni vogliono sapere se qui ci si ammala di più. All'appello manca per ora il comune di Treviso, che pure è coinvolto nei piani di ampliamento di Save, anche perché parte delle nuove rotte passerà, proprio per evitare Quinto, sopra il capoluogo. E c'è chi parla già di guerra tra le due amministrazioni, una leghista, l'altra di centrosinistra. Spero proprio questo non avvenga, perché non stiamo parlando di questioni politiche, ma stiamo parlando di questioni della salute dei nostri cittadini.